Buongiorno professor Salvatore Russo. Buongiorno, buongiorno. La ringraziamo per la disponibilità. Veneto Welfare continua il suo percorso di interviste per avere un confronto diretto con i soggetti che sono in prima linea in questo periodo. Viviamo all'interno di una condizione sanitaria difficile, comunque nonostante le buone e positive notizie che sembrano pervenirci in questo periodo, e ci permettiamo a questo punto di cogliere anche la sua ampia disponibilità. Lei è direttore del Master Universitario di secondo livello in Management del Welfare e quindi vorremmo sapere da lei che cosa sta succedendo, questa come una nuova professione, ma anche una nuova figura che può essere introdotta nella società, possa essere utile a interpretare, a gestire, a collaborare, a sostenere soprattutto quelle che sono le sfide molto difficili che stiamo percorrendo un po' come società in una condizione di pandemia, ma soprattutto in una condizione di cambiamento economico. Beh, io ringrazio voi e quindi piacevolmente ricambio questo ringraziamento per avermi coinvolto in questa intervista e colgo appunto l'occasione per poter parlare di questa nostra iniziativa di alta formazione giunta alla sua seconda edizione, che appunto, come lei appropriatamente l'ha menzionata, il Master in Management del Welfare di secondo livello, e che diciamo in un momento storico particolarmente significativo per tutte le variabili economiche, di salute, sociali, che stanno diciamo in discussione, che sono in discussione, ovviamente assurge a un tema importante nel nostro contesto territoriale, non soltanto a livello regionale, ma a livello nazionale. Credo che alla parola welfare siano attribuiti diversi significati e allora occorre anche da parte nostra assegnare il giusto significato a seconda anche del contesto storico che stiamo vivendo. Il master in sé è stato formulato pensando alle diverse dimensioni del termine welfare e quindi l'abbiamo sviluppato tenendo conto del suo significato giuridico, del suo significato manageriale, del suo significato economico, del suo significato sociale, del suo significato pubblico, del suo significato privato. Proprio perché in questi ultimi anni la parola welfare ha subito tante interpretazioni che sono state declinate anche in appositi approfondimenti tematici. Quindi al di là dei significati che attribuiamo allo stesso master, oggi è conveniente chiedersi cosa potrà fare il welfare per il futuro rispetto a questo anno che abbiamo trascorso nella sua più assoluta imprevedibilità, con eventi che non avevamo vissuto in precedenza, per cui come dire, abbiamo dovuto affrontare nella più totale inesperienza, chiamando in gioco tutte le più importanti variabili di sistema. E credo che la componente sanitaria, la componente lavorativa, la componente economica sono tutte questioni che hanno trovato e che trovano in questo ultimo anno un forte aggancio con le discussioni che vengono effettuate, che quotidianamente sentiamo nei talk, che quotidianamente sentiamo nei giornali,
al di là del fatto che poi la crisi pandemica possa andare a braccetto con altre crisi di tipo economico, di tipo politico, come quella che stiamo vivendo noi. Il master non è una risposta a tutto, intendiamoci, se adesso devo tornare appunto a parlare del nostro programma formativo. Il master prova a dare delle risposte concrete a diverse richieste, a diverse esigenze che promanano dalla realtà e dai diversi ambiti, per cui noi insieme con l'aspetto normativo, per esempio, che riguarda lo smart working dentro le aziende, la garanzia di particolari benefici che possono essere riservati ai lavoratori, il maggiore intervento che è richiesto allo Stato in determinati ambiti in cui il cittadino oggi si sente sprovvisto di tutela, lo sforzo che deve essere fatto per garantire alle categorie più deboli un futuro e un'adeguata protezione. Credo che tutti questi siano elementi che trovano appunto soddisfazione all'interno del nostro programma formativo e che vanno ovviamente contestualizzati non soltanto spazialmente ma temporalmente. E la nostra iniziativa diciamo, coeva a quello che è accaduto con la pandemia, cosa appunto del tutto inaspettata per quanto ci riguarda. Abbiamo cercato di far fronte alle difficoltà, peraltro, della formazione previste in didattica frontale con le piattaforme che in quest'ultimo anno sicuramente ci hanno reso un grande servizio per dare continuità alla formazione, alla discussione, al dibattito, alla ricerca di soluzioni in presenza di problemi crescenti. Questo è quello che è accaduto. Con questa prospettiva lei delinea un modello nuovo, direi, di pianificare l'attività formativa, non mettendo più al centro la formazione, o meglio, la figura professionale, ma mettendo al centro il contesto nel quale la figura professionale lei andrà ad agire e potrà in qualche modo sviluppare le proprie competenze. In questo, come lei giustamente accennava, c'è un forte dialogo, si tenta di far dialogare quello che è il mondo del welfare aziendale con il welfare di comunità, cioè con la terza gamba, con l'aspetto sociale, con l'aspetto più di radicamento territoriale. In questo sarebbe interessante, magari se lei lo ritiene, di affrontare quelle che sono le linee un po' che il master porterà avanti anche in termini didattici, cioè lei accennava prima, ci si concentra su aspetti di carattere, diciamo, di welfare aziendale, ma si sconfina fino a quello di comunità e a quello sociale. Le materie che saranno affrontate, gli argomenti, quali saranno in prospettiva? Gli argomenti che noi abbiamo incluso partono innanzitutto dalla nostra appartenenza, dalla mia estrazione. Io lavoro presso un importante dipartimento dell'Università Ca' Foscari ed è il Dipartimento di Management, è un dipartimento di eccellenza e da lì nasce l'idea del Master in Management del Welfare. Per cui i principali aspetti sono senz'altro di ordine manageriale nella sua poliedricità, nei suoi aspetti anche connessi con l'innovazione sociale, altro tema molto importante. Innovazione sociale prodotta da istituzioni pubbliche e istituzioni non profit che possono talvolta apparire come un prolungamento delle organizzazioni pubbliche. Per quanto riguarda le aree tematiche,
Siamo partiti dall'affrontare innanzitutto il percorso storico-evolutivo del welfare, quindi abbiamo coinvolto anche esperti sempre all'interno di Ca' Foscari che potessero profilare gli elementi dei sistemi di welfare. Dopodiché abbiamo proseguito nel distinguere in termini generali le differenze esistenti tra welfare pubblico, welfare aziendale, welfare contrattuale, sino ad arrivare al cosiddetto welfare generativo, che denota il cambiamento sociale derivato dall'innovazione del sistema, appunto della complessità, e che riguarda anche il cambiamento comportamentale delle persone. Però poi più nel dettaglio siamo entrati negli ambiti specifici, istituendo, e credo che questa sia la vera novità e il vero fiore all'occhiello del master, istituendo dei laboratori ad hoc, dei laboratori dedicati a specifiche tematiche, all'interno dei quali gli studenti, i partecipanti del master trovano una risposta al tema che viene sviluppato di volta in volta. A sostenere il master che andrà a formare quella che è una nuova figura comunque necessaria al territorio, immagino ci siano imprese, istituzioni. Se lei magari ci dà qualche indicazione, insomma, di chi sta credendo, oltre a noi, perché Veneto Lavoro e Veneto Welfare ha sostenuto da questa edizione l'iniziativa, soprattutto ne vede una grande opportunità per un ruolo strategico del pubblico a sostegno di quelle che poi sono le politiche del lavoro, ma soprattutto le necessarie politiche di sviluppo industriali di questo territorio. Beh, questa intanto è quale occasione migliore per ringraziarvi del vostro appoggio, dell'opportunità che ci date anche nel diffondere i contenuti di questa iniziativa. Senz'altro il master nasce con il sostegno di importanti attori sotto il profilo sociale, politico, economico. Diciamo che la progettazione del master è già avvenuta attraverso un confronto all'interno di un tavolo di testimoni privilegiati, che poi ovviamente si sono trasformati in veri e propri sponsor e sostenitori del master. Vorrei poterli ricordare tutti. Chiedo venia in anticipo se qualcuno magari potrebbe non essere menzionato, ma abbiamo una pluralità, una molteplicità di soggetti, a partire appunto da Veneto Lavoro della Regione Veneto, e una pluralità di soggetti come Codes Sociale, come l'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, come Assicurazioni Generali, come Fondazione Molinari, come Fondazione Marzotto, come Confassociazioni, come Milk Foundation, come Sanifonds, come Veneto Welfare o Welfare Insieme, ma ancora anche altri soggetti che non appaiono direttamente, ma lo fanno attraverso i loro esponenti, per esempio inseriti all'interno del nostro collegio dei docenti. E mi riferisco anche al mondo delle IPAB nel veneziano, diciamo anche agli assessorati di vari comuni con i quali appunto abbiamo una continua interlocuzione e anche appunto con i diversi livelli regionali che non sono diciamo limitati alla Regione Veneto, ma abbracciano anche altre regioni nel contesto nazionale.
Su questa ultima sua riflessione delle future interazioni, quindi crocevia di contaminazione, e noi abbiamo sostenuto il master in termini di partenariato con una logica che è fortemente integrata rispetto a una prospettiva di dare vita, ne parlavamo ancora all'inizio di 2 o 3 anni fa, di una vera e propria academy sul welfare in Veneto, che veda la presenza, essendo poi noi caratterizzati fortemente dal welfare contrattuale, di tutte le parti sociali con le loro professionalità e le loro competenze. Quindi, ricordando un po' le scadenze del master, sappiamo essere un percorso di inizio ma molto più ampio rispetto al corso specifico, ma all'interno di un contesto che probabilmente, quasi sicuramente, vedrà la nascita in Veneto di una vera e propria welfare. Colgo questo spunto, auspicando davvero che possa realizzarsi quello che lei sta dicendo e sperando di essere parte di questa Academy con lei e con altri attori fortemente impegnati su questo versante e che hanno dimostrato ampiamente interesse nei confronti della formazione, del master e dei rapporti con l'università. Io credo che questo sia l'elemento cruciale che ci lascia ben sperare. Per quanto riguarda la scadenza, per la seconda edizione, nella prima abbiamo avuto, diciamo, una folta adesione e speriamo di bissare questo successo. La scadenza è prevista, delle domande è prevista per il prossimo 21 febbraio. Il master dovrebbe iniziare alla fine di febbraio, durerà un anno. Ci sono 6 mesi di didattica frontale mista, diciamo che è blended, sia frontale sia diciamo su piattaforma digitale. Considerando il piano formativo del master, approfitterei anche di questa conversazione per lanciare una sorta di call nei confronti di quelle aziende, di quelle organizzazioni, di quelle imprese che volessero aderire al master, anche offrendo degli stage agli studenti, ai partecipanti, così come inviterei gli stessi partecipanti a proporre anche delle alleanze, delle partnership con altre organizzazioni che in questo momento magari non sono direttamente presenti, ma che noi siamo ben felici di accogliere, proprio in virtù di quella interazione che è poi il cuore del tessuto che noi intendiamo costruire attraverso questo programma formativo di alto livello. La ringraziamo professor Salvatore Russo, direttore del Master di secondo livello sul Welfare Manager. Ancora una volta ci permetteremo di disturbarla a metà master o alla fine per sentire un po' come sta andando, ma soprattutto quali siano le prospettive e i cambiamenti in atto alla luce diciamo, della situazione che stiamo vivendo e che probabilmente troverà sviluppi futuri, auspichiamo, positivi. Io ringrazio voi per questa opportunità e senz'altro non disturbate mai. Ecco, questo ci tengo a dirlo. La È stato un ringrazio, piacere professore. per me. Ancora, grazie.